Bene, buonasera a tutti al terzo appuntamento della stagione di Rive. Eh, Ci fa piacere che alla fine non sono tanti bloccati dai treni non funzionanti e oggi abbiamo due relatori, Gian Mario Guidarelli, rigorosamente giusto? No. Jasenka Gudel e Gianmario Guidarelli per rispettare sia la buona educazione che l'ordine alfabetico. Eh, che Valentina presenterà poi Jasenka e io dirò adesso due parole su Gianmario Guidarelli che insegna storia dell'architettura all'Università di Padova e ci parlerà oggi di un argomento del quale è probabilmente il massimo specialista vivente e forse non solo vivente, ehm, di architettura monastica, dalla quale lui si occupa in ambito veneziano, veneto, ma non soltanto, anche in un raggio geografico molto più ampio, focalizzando, e anche questo non esclusivamente, sulla prima età moderna, ma anche, appunto, come dicevo, ehm, andando fino anche al Medioevo. In particolare è uno specialista della cosiddetta congregazione cassinese dei Benedettini o congregazione di Santa Giustina. Ehm, è un argomento sul quale sta attualmente lavorando all'interno di un progetto di ricerca nazionale, un cosiddetto PRIN, che ha appunto come oggetto l'analisi di una serie di sedi di questo ordine monastico. Ha scritto moltissimo su San Giorgio Maggiore, tanto per ricordare alcuni argomenti veneziani su San Giorgio Maggiore, sia per quel che riguarda il monastero che la chiesa. Ha scritto un bellissimo libro sulla cattedrale veneziana San Pietro di Castello, che è molto di più di un semplice lavoro così monografico su una chiesa, perché in realtà traccia un profilo molto efficace dell'evoluzione dell'architettura ecclesiale veneziana a partire dal Medioevo fino agli inizi del Barocco, quindi fino all'inizio del XVII secolo. Inoltre, una cosa estremamente importante di cui Gianmario si occupa con estrema dedizione e suppongo a tratti anche con molta fatica, è il progetto Chiese di Venezia, che ormai vive da 12 anni, 13 anni, si comincia a perdere un po' il conto, che organizza annualmente un convegno su una chiesa appunto veneziana, cercando di impostare un lavoro cosiddetto interdisciplinare, vale a dire la Chiesa viene affrontato da diverse angolazioni disciplinari che vanno dalla storia della Chiesa alla storia dell'arte, la storia dell'architettura, la storia sociale e la storia politica e così via. L'ultimo convegno di questa serie si è tenuto proprio a dicembre, quindi sul finire dell'anno passato, ed era dedicato alla chiesa di San Giovanni in Bragora, al quale convegno hanno partecipato anche, credo di vedere, diverse persone che erano presente. Tra le relatrici c'era anche Jasenka Gudel che ci parla oggi e ha parlato anche, non so se Riccardo è presente, Sì, eccolo là. Riccardo Tonin, ecco, che era sempre tra i relatori. Quindi questo anche per fare un po' di pubblicità al progetto, che quindi non si limita all'organizzazione dei convegni, ma che poi fa seguire i convegni anche dalla pubblicazione di un libro
che non va inteso semplicemente come gli atti di un convegno, ma che è una sorta di anche risultato di quello che ha prodotto il convegno, vale a dire questo scambio tra relatori e anche lo scambio tra ascoltatori, pubblico e relatori, che non è mai così un rapporto passivo, ma un rapporto attivo, grazie a ampie sessioni dedicate alla discussione e soprattutto grazie alle visite in situ alla chiesa, che uniscono quindi in un clima così molto collegiale sia chi ascolta che chi prima ha riferito su un determinato argomento. Quindi penso che mi posso fermare a questo punto e quindi tu presenti Io subito? presenterei Quindi subito Jasenka in modo da lasciare poi i nostri relatori avvicendarsi l'uno dopo l'altra e Jasenka è una nostra carissima collega perché insegna all'Università Ca' Foscari di Venezia e ha conseguito il dottorato di ricerca presso la Scuola di Studi Avanzati di Venezia. Ha insegnato peraltro per molti anni a Zagabria, ma ha insegnato anche in altre università peraltro anche americane, quindi a Pittsburgh, ha lavorato alla Biblioteca Hertziana, insomma un curriculum decisamente internazionale. Diciamo, il focus della sua ricerca verte principalmente naturalmente sulla storia dell'architettura, lo avrete capito, questo è un seminario dedicato alla storia dell'architettura, sebbene inserito all'interno del tema di quest'anno, per cui l'architettura peraltro si presta molto molto bene e quindi Jasenka si occupa soprattutto della storia dell'architettura della regione adriatica in una prospettiva chiaramente comparata ed europea. Il volume Il Rinascimento europeo dell'antica Pola, che ha pubblicato nel 2014, è appunto uno dei suoi più importanti lavori e esplora proprio la fortuna critica delle antichità di Pola nel Rinascimento, qualcosa che ha ben a che fare con quello di cui peraltro Jasenka ci parlerà oggi. Dal 2020 è Principal Investigator del progetto ERC Consolidator Adri Arc Cult, un progetto che esamina la sfera politica, religiosa, cognitiva e pratica della cultura architettonica della costa orientale dell'Adriatico tra il XV e il XVIII secolo e peraltro a questo progetto ne è seguito un altro circa 2 anni dopo, che è un progetto decisamente complementare al primo che si chiama Adri Cont Arc, quindi che Jasenka ha ottenuto nel 2022. Noi siamo molto ansiosi di ascoltarla parlarci di questo volume di cui è non soltanto curatrice ma anche autrice perché ha scritto ben 2 contributi insieme anche ad altri colleghi e quindi io senza indugiare oltre perché siamo stati così molto forse un po' prolissi nelle presentazioni, vi lasciamo ai nostri relatori che certamente si prenderanno cura di voi molto meglio di quanto abbiamo fatto. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, ai presenti e a coloro che sono online. Per me è una bellissima occasione questa di ragionare insieme a voi su un tema di ricerca che, come ha detto Martina Frank, è proprio in corso d'opera, sia dal punto di vista individuale, come ricerca personale, sia come parte e coordinatore di un progetto, di un progetto nazionale di cui vi parlerò a breve. E vi ringrazio veramente per essere stato invitato, per la presentazione che è stata fatta e un grazie particolare per mettermi accanto a Jasenka, con cui mi fa molto piacere condividere questa occasione e anche la futura discussione. Allora, il tema forma vite, normativa edilizia, trattatistica e architettura monastica a Venezia fra il XV e il XVII secolo prende spunto da una domanda storiografica molto forte che mi viene posta da un libro importante. Ecco, una volta tanto vorrei partire a parlarvi di un libro, Altissima povertà, regole monastiche e forma di vita di Giorgio Agamben.
Cito, si tratta, fra gli scopi del libro, si tratta di comprendere innanzitutto la dialettica che viene a instaurarsi fra i due termini regola e vita. Questa dialettica è infatti così fitta e complessa che agli occhi degli studiosi moderni essa sembra risolversi in una perfetta identità. Vita vel regula, secondo l'esordio della regola dei padri, o, nelle parole della regola non bollata di Francesco, ec est regula et vita fratrum minorum. Si è preferito qui tuttavia lasciare al vel e al et tutta la loro ambiguità semantica, per guardare piuttosto al cenobio come a un campo di forze, il rosso qui è mio, percorso da due intensità contrapposte e insieme intrecciate, nella cui reciproca tensione qualcosa di inaudito e di nuovo, cioè una forma di vita, si è ostinatamente avvicinato alla propria realizzata e l'ha altrettanto ostinatamente mancata. La grande novità del monachesimo non è la confusione di vita e norma, e in questo senso penso che possa essere coerente con tutto questo seminario, né una nuova declinazione del rapporto di fatto e diritto, cioè la vita vissuta e il diritto che in qualche modo riveste di norme tutti gli aspetti della vita, bensì l'identificazione di un piano di consistenza impensato e ancora oggi impensabili, che i sintagmi vita vel regula, regula et vita, forma vivendi, forma vite, cercano faticosamente di nominare e in cui tanto la regola che la vita perdono il loro significato familiare, per far segno in direzione di un terzo che si tratta appunto di portare alla luce. Il senso di questo libro è appunto di portare alla luce questo terzo aspetto, questa sintesi, queste diverse forme di sintesi che nel corso dei secoli si sono realizzate, si sono concretizzate, non soltanto in testi scritti, ma proprio nella vita di generazioni e generazioni, di migliaia e migliaia di persone che secondo regole diverse sono vissute nei monasteri. In questo libro Agamben non parla di architettura. Eppure quando noi parliamo di forma vite, parliamo di dare una forma, quindi una geometria, diciamo, un aspetto sensibile dal punto di vista spaziale alla vita. E che cos'è l'architettura se non spazio di vita? Cioè spazio che consente la vita e vita che riempie, come avrebbe detto Le Corbusier, come il fiato, una bolla di sapone, la forma architettonica. D'altronde, questa tensione di cui parla il testo, questa introduzione, è fatta in realtà di tante tensioni. Tutta la vita monastica, tutta la storia del monachesimo e di conseguenza dell'architettura monastica si svolge fra una serie di dicotomie che provocano tensioni e che alla fine hanno sempre realizzato delle sintesi. Una delle principali tensioni che ancora oggi è al centro della vita monastica è quella fra eremitismo e cenobitismo, dico cose risapute, ovvero sia il fatto che il monachesimo nasce, come sappiamo, nel deserto, prima nel deserto egiziano e poi si sposta in altri tipi di deserti, che non sono soltanto deserti di sabbia, ma sono anche deserti d'acqua, le isole, sono deserti di montagna, i monasteri in cima alle montagne, sono deserti di boschi, come i camaldolesi, eccetera. Ma nasce proprio come eremitismo, da qui il termine monacos, che ha la sua radice etimologica in monos. Quindi il deserto con la caverna di Sant'Antonio, vedete, uno dei primissimi, secondo le leggende, il primo monaco, ma questa tensione fra eremitismo e cenobitismo in qualche modo va avanti ancora oggi, anche in contesti apparentemente inaspettati. Ed è anche importante nella vita di San Benedetto. San Benedetto che è quello che, diciamo, quella figura che in qualche modo per varie vicende successive, non contemporanee a lui, ha scritto una regola che poi appunto è diventata una delle più importanti del mondo occidentale. Lo stesso Benedetto inizia, come risaputo, la sua avventura esistenziale dentro una caverna, il Sacro Speco di Subiaco, e dentro la caverna, facendo la vita da eremita, che capisce che la forma migliore di coesistenza è quella cenobitica, cioè una vita in comunione.
Ed è qui, ed a partire da questo, quando si convince di questo, perché è tutta una, diciamo, una sintesi che avviene attraverso un processo dialettico, in questo caso individuale, che scrive la regola di San Benedetto. La regola di San Benedetto, noi sappiamo dai dialoghi di Gregorio Magno, che racconta la vita di Benedetto, che è la prima fonte importante sulla vita di Benedetto, che Benedetto dà anche disposizioni per la progettazione di architetture, di monasteri. Ma nella regola di San Benedetto si parla molto poco di architettura, non è se si vogliono trovare diciamo, una normativa esplicita sull'architettura monastica, è difficile trovarla nella regola di San Benedetto. Da alcune diciamo, indicazioni, come per esempio l'officina, cioè il luogo dove i monaci lavorano, parla dei chiostri, quindi già esiste l'idea del chiostro come peristilio attorno a cui si organizzano i vari aspetti, le varie funzioni del monastero. E poi parla molto dell'isolamento necessario, l'isolamento rispetto all'esterno necessario al monastero. Ma in realtà quello che è importante dal mio punto di vista è che la regola di Benedetto non parla di architettura, ma suggerisce un sistema spazio-temporale basato prima di tutto sulla sequenza della preghiera in comune, cioè dell'Opus Dei, la liturgia delle ore. La regola è un insieme di norme che attraverso questa matrice spazio-temporale, data prima di tutto dalla vita quotidiana, su cui Benedetto dà una serie di indicazioni molto pratiche, molto pragmatiche, in realtà la regola si configura come un insieme di norme che servono per orientare l'individuo e la comunità nello spazio e nel tempo. Questo aspetto dell'orientamento è assolutamente importante, sia dal punto di vista spaziale. Quando io ho, per esempio, un monastero fatto di tanti chiostri, dentro ogni chiostro ci sono tante funzioni, quindi sono spazi molto complessi, l'orientamento, e questa è un'esperienza che ha qualunque storico dell'architettura si sia occupato di monasteri, è la prima cosa da imparare. Dove è il nord, il sud, l'est e l'ovest, dove come si fa a passare nel modo più veloce possibile, nel modo più diretto e efficace possibile, da un qualunque punto A a un qualunque punto B, eccetera, eccetera. Ma l'orientamento non è solo spaziale, è anche esistenziale. Quindi vedete che norma, spazio e vita si intrecciano continuamente. Per esempio, secondo Evagrio, uno dei primi padri del monachesimo, l'accidia è il demone del mezzogiorno. L'accidia è il peggiore dei problemi che può affrontare un monaco. Può sembrare strano, come definiamo accidia? Possiamo definirlo pigrizia, ma non è solo questo. È il perdere l'orientamento. Un monaco non gli ci vuole nulla a prendere, mettersi dentro la sua cella e non fare nulla, non pregare, non lavorare, nessuno lo obbliga, anche perché la regola, la sottomissione a una regola è sempre un atto di libertà. Questo è uno dei tanti paradossi del monachesimo. Io obbedisco alla regola e obbedisco all'abate in quanto atto di obbedienza, e la base teologica di questo naturalmente sono le lettere di San Paolo. In questo il non fare vuol dire non avere niente da fare e quindi rendere del tutto inutile la vita monastica. L'accidia, come dice appunto Evagrio, è il demone del mezzogiorno, cioè è il demone del monaco che è arrivato all'apice, al mezzogiorno anche esistenziale della vita di una persona. È il momento in cui, una volta capito qual è la regola monastica, e ce ne vuole di anni, bisogna essere novizi e iniziare a fare la vita monastica, è la tentazione che assale il monaco a metà della giornata, cioè a metà della vita, quando l'entusiasmo viene meno, quando l'ardore si è spento e quindi quando si perde l'orientamento spaziale e di vita. A questo serve la regola di Benedetto, che dà delle norme, come vi dicevo, molto concrete, molto pratiche, che riguardano come si vive insieme, come si prega naturalmente, ma anche l'uso degli oggetti della vita quotidiana, le stoviglie, gli strumenti per lavorare, eccetera. Ma questo non funziona soltanto all'interno del monastero, perché il monastero, in quanto coagulo, diciamo così, di tensioni che si risolvono in quel rapporto difficilmente definibile fra norma e vita, è per questo che si parla di vel, et, forma vite, forma vivendi, eccetera,
si espande anche all'esterno. Perché? Perché il monaco per vivere deve lavorare e uno dei lavori che fanno i monasteri è quello agricolo. Quindi l'ordine che si instaura e che si conferma ogni giorno, come diciamo, a cerchi concentrici, ricade anche sul territorio, sul paesaggio. E di questo parla Penco in un saggio del 1988, in cui scrive: stabilitas, vita claustrale, insediamento singolo o comunitario in ambiente isolato erano questi fattori che dovevano contribuire a formare e a conservare una determinata concezione dello spazio, delle sue distanze, della sua immensità, delle sue differenziazioni nei confronti dell'ambito profano, della sua indeterminatezza. Il territorio nel mondo occidentale, esterno al monastero, spesso è esso stesso un deserto, nel senso che è un posto pericoloso, selvaggio, che il monaco è chiamato attraverso il suo lavoro a bonificare, a rendere buono, sia dal punto di vista fisico, quindi le bonifiche, l'irreggimentazione delle acque, eccetera, eccetera, pensate ai cistercensi, ma anche un bonum facere, che è un bene anche spirituale. Quindi il lavoro del monaco ha sempre una componente sia spirituale sia fisica. E è questo altro paradosso, quest'altra tensione fra la materialità e la spiritualità che la norma deve normare, che la regola deve normare e che gli spazi devono saper organizzare. È chiaro che a questo punto il riferimento al claustrum, cioè al peristilium come fonte spaziale, come modello del claustrum, diventa evidente. Guardate che nonostante quello che si pensi comunemente, anch'io lo pensavo, il chiostro come peristilio, il chiostro come peristilio, con la forma del peristilio, cioè con un quadriportico attorno a uno spazio scoperto, con una serie di ambienti tutti intorno a grappolo, viene adottato, nonostante quello che dice la regola, molto tardi, viene usato in modo standard molto tardi. I primi monasteri, anche quelli non solo quelli orientali, che sono rimasti tali e molto poco spesso hanno il chiostro, ma anche quelli occidentali, il chiostro arriva molto tardi. E arriva sicuramente in maniera formalizzata con la celebre pianta di San Gallo, siamo nel IX secolo, dove attorno alla chiesa è un progetto, la pianta di San Gallo, un progetto ideale, che però è la più complessa visualizzazione spaziale, la più complessa traduzione spaziale, planimetrica più che spaziale, della regola di Benedetto, applicata a una enorme comunità che è a sua volta suddivisa in varie comunità di monaci professi, novizi e conversi, tutti attorno, vediamolo velocemente, alla chiesa. Il chiostro appunto dei professi, quello dei novizi, tutti gli ambienti per i forestieri, per il lavoro agricolo, eccetera, una vera e propria città monastica, che è stato, si è tentato diciamo, di visualizzare in modo diciamo così, con questo plastico, e che però probabilmente è la sua più efficace concretizzazione spaziale nella enorme abbazia di Cluny. Abbazia di Cluny, che era il più importante insediamento cristiano del Medioevo. Quindi vedete già soltanto a questa ricostruzione ideale della fase terza di Cluny, vedete già la complessità, anche soltanto da un punto di vista banalmente volumetrico, di ognuno di questi corpi di fabbrica aveva una sua funzione, ognuna di queste funzioni era in relazione, in una rete di relazioni funzionali che erano normati non direttamente, ma indirettamente dalla regola di San Benedetto. Non c'era un manuale, ripeto, di architettura monastica, non c'era un manuale come dell'architetto o dell'ingegnere, ma la regola era talmente ben scritta e la tradizione monastica si era talmente ben consolidata che si può iniziare a pensare a un modello standard di monastero benedettino. Questo modello però entra in crisi nel momento in cui entra in crisi la vita benedettina. Questo è il punto. Dato che la vita del monachesimo è in continua evoluzione proprio perché cambia continuamente, è sempre attiva questa tensione fra eremitismo e cenobitismo, proprio
in polemica contro la ricchezza, la potenza di Cluny, nascono alcune delle più importanti riforme fra l'XI e il XII secolo. E ad ognuna di queste riforme corrisponde una diversa forma vitae, corrisponde una diversa interpretazione sotto forma di consuetudines, cioè di scritti proprio, diciamo così, di commentari alla regola di San Benedetto, che a loro volta sono la base per una diversa interpretazione spaziale del monachesimo, con una fondamentale riequilibrio fra l'aspetto cenobitico e eremitico. Si dà maggiore importanza alla vita spirituale individuale, quindi la preghiera individuale, la vita dentro la cella, e questo accade sia per i certosini sia per i camaldolesi, in cui progressivamente l'idea di chiostro sfuma a favore del modello eremitico, cioè non c'è più la caverna, c'è la cella o addirittura un piccolo appartamento che forma un villaggio. Gli appartamenti formano un villaggio come a Camaldoli. Ora, non è questo l'unico momento in cui questa oscillazione del rapporto fra norma e vita diciamo, diventa attivissimo e cosciente, diciamo così, in questo periodo, ma è soprattutto dal punto di vista quantitativo, come ricaduta quantitativa per quanto riguarda i cistercensi. I cistercensi, e qui sì che arriva l'architettura, i cistercensi elaborano diciamo, il cosiddetto piano bernardino, cioè che in realtà è una costruzione storiografica. Insomma, una serie di attitudini architettoniche che si basano sul rigore assoluto, sulla mancanza di decorazione, sul monastero come civitas dei e sul divieto di costruire elementi inutili come per esempio i campanili. Ok? Perché? Perché il monastero non ha più nessuno da richiamare dall'esterno e non c'è neanche bisogno dell'ordinamento sonoro, del ritmo sonoro che le campane danno al ritmo della vita all'interno del monastero. La cosa interessante è che qui si inserisce anche in questa tensione fra norma e vita, che ha una ricaduta spaziale, anche un importante aspetto estetico, che poi porta alla configurazione di monasteri molto ben standardizzati attraverso il modulo spaziale che diventa base per una progettazione planimetrica modulare. Vediamo per esempio l'esempio di Fontenay. E qui si arriva a un punto di svolta importante, perché tutta la vita del monastero si svolge fino ad ora, tutta la vita del cenobio si svolge o all'interno del monastero o nel territorio circostante. È merito di Domenico e Francesco cambiare completamente questa forma di vita, anzi questo ritmo di vita e questa idea di vita monastica. La vita, lo sapete, no? dei frati mendicanti non si svolge più all'interno delle mura del monastero, ma si svolge per strada. Ci sono tantissimi racconti, per esempio, di frati che arrivano, i primi frati francescani, per esempio, che arrivarono a Venezia, dormirono per strada in campo San Silvestro, cioè è proprio letteralmente di strada. Per questo l'architettura per i francescani, soprattutto per i francescani, è molto secondaria. È molto secondaria perché i frati si muovono fra una città e l'altra. È la predicazione la loro attività principale. Per cui, per esempio, probabilmente l'unico importante monastero, in realtà convento, tecnicamente è un convento, che si costruisce sotto Francesco, quello della Porziuncola, quello che in realtà è un villaggetto, lo vedete qua in questa immagine in alto, è un villaggetto fatto di tante capannucce di legno costruite attorno alla chiesa. Non c'è un chiostro. Ma d'altronde, e questo è il grosso problema, questa tensione che diventa veramente fortissima, lacerante all'interno soprattutto dei francescani, riguarda proprio il tipo di vita che si deve fare. Il tipo di vita che è più legata alla vita all'interno del convento o per strada e che diciamo ha una sua conseguenza, anzi è la visualizzazione, è la conseguenza essa stessa di una
clericalizzazione dell'ordine. Gli ultimi anni di Francesco sono terribili dal suo punto di vista, perché i frati iniziano a spaccarsi in due, no? Da una parte i conventuali, dall'altra quelli che seguivano proprio Francesco per strada, e questo ha una ricaduta sull'architettura. Prima o poi da qualche parte bisognerà abitare, mica si può stare per secoli per strada. E quindi iniziano a esserci il problema di come costruire questi conventi, che va insieme al problema della regola. E qui Agamben ne parla in maniera molto interessante di come le due regole, la regola bollata e quella non bollata di Francesco, normano una vita che di per sé non può essere normata. Come si fa a normare una vita che si svolge per strada, che risponde non giorno per giorno, ma minuto per minuto a delle esigenze che riguardano il prossimo? D'accordo? Come faccio a normarla? Per cui, per esempio, nella regola non bullata si dice i frati vadunt per mundum, cioè non si parla minimamente di spazi architettonici. E di volta in volta le varie regole, le varie disposizioni prese dai capitoli generali dell'ordine, progressivamente sono però costretti ad ammettere che ci sono delle comunità che iniziano a vivere stabilmente in conventi, soprattutto nelle grandi città. E quindi abbiamo, per esempio, lo vedete nella regola pro eremitoris, unum claustrum e cellulam suam per ognuna dei frati. E quando, per esempio, in una città del nord Europa a un priore di un convento i cittadini offrono soldi per costruire un convento, lui risponde: nescio quid sit claustrum. Io non so che cos'è, non voglio vivere dentro un chiostro, voglio vivere per strada. E infatti poi, subito dopo, c'è una disposizione che dice non accettare in nessun caso chiese, abitazioni povere e tutto ciò che viene costruito per loro se non sono conformi alla santa povertà che nella regola noi ci siamo ripromessi. Lo vedete, è una tensione fra la necessità concreta di abitare da qualche parte per non prendere la pioggia e per avere una chiesa dove celebrare appunto la liturgia delle ore e una vita che sfugge qualsiasi gabbia giuridica normativa. È certo però che a un certo punto bisogna fare chiarezza, e questo lo fanno le costituzioni narbonesi. Le costituzioni emanate dal capitolo che si riunisce a Narbonne, dove si distingue fra eloqua conventualia e eloqua non conventualia, specificando che ogni volta che ci sono almeno 13 fratri, cioè 12 frati più un priore, bisogna costruire il convento. Questo convento però deve essere il più povero possibile, non avere ambienti inutili e soprattutto deve essere costruito secundum morem patrie, cioè deve essere costruito non seguendo uno standard spaziale, linguistico, un po' come aveva fatto San Bernardo e i suoi seguaci con i cistercensi, ma adeguandosi di volta in volta all'architettura del contesto, del luogo. È così che quindi si comprendono la grande varietà dell'architettura francescana prima e anche domenicana, ma soprattutto francescana. L'enorme varietà, perché gli spazi erano semplicemente utili. Gli spazi del convento dovevano essere primariamente finalizzati alla vita dei frati che si trovavano in quella città, per questo convento, ma è un luogo dove ci si ritrova. Allora, quindi una realtà, e siamo alle soglie del XV secolo, molto variegata. Parlare di architettura monastica e conventuale così è molto difficile, perché è un universo di varietà, di aderenze ai contesti particolari, eccetera. Ma, e qui arriviamo alla trattatistica, nel 400 i trattatisti si accorgono della grande potenzialità degli spazi del monastero. Per cui, per esempio, Flavio Biondo in Roma Trionfante scrive che molti monasteri benedettini riprendono la forma degli edifici romani perché ne furono gran parte di loro da principio edificate sopra case di quei cittadini antichi romani. Cioè, quello che cercano di fare i trattatisti è di ridurre la varietà
dell'architettura conventuale e monastica, che a sua volta è espressione della varietà, delle infinite possibili sintesi di quelle tensioni di cui vi parlavo all'inizio, all'architettura all'antica. E quindi cercano di ragionare a quale tipo di edificio, cioè se un architetto umanistico del Rinascimento vuole costruire, è incaricato di costruire un convento o un monastero, a quale modello tipologico, prima di tutto, dell'antichità si può ispirare? Perché non c'erano conventi e monasteri nell'antichità, un problema prettamente tipologico. Ci risponde Leon Battista Alberti, il quale nel De Re Edificatoria stabilisce un'analogia tra le funzioni delle residenze religiose, cioè i monasteri e conventi, e quelli delle case private romane. Cioè l'architetto suggerisce all'architetto di costruire convento o monastero ispirandosi alla Domus Romana, che è esattamente quello, e qui arriviamo a Venezia, che cerca di fare Andrea Palladio con la fabbrica della carità, fra infiniti problemi. La fabbrica della la canonica, il convento canonicale della carità, lui ne parla nei 4 libri dove lo raffigura, lo vedete qua, in pianta e in sezione, vedete che io ho dovuto specchiare la pagina perché è stata pubblicata specchiata, ma insomma per farvi capire questa è la chiesa della carità e questo era il progetto parzialmente realizzato da Palladio. Palladio scrive: la seguente fabbrica è del convento della carità, dove sono canonici regolari in Venezia. Ho cercato di assimigliare questa casa a quella degli antichi e però vi ho fatto l'atrio corinzio, il quale è lungo per la linea diagonale del quadrato della larghezza. Ecco una delle più esplicite realizzazioni di un monastero, in questo caso un convento, secondo il suggerimento di Leon Battista Alberti. Ma noi sappiamo che i trattatisti a Venezia non hanno vita facile. La cultura trattatistica a Venezia non ha vita facile, nonostante che Venezia sia uno dei luoghi di stampa di alcuni fra i più importanti trattati. Per esempio Fra Giocondo, il trattato di Fra Giocondo, per esempio Serlio, per esempio il Commentario a Vitruvio di Daniele Barbaro. Ed è qui che vorrei un attimo soffermarmi, perché Tafuri, in un saggio del 1997, come introduzione alla riedizione del trattato, dell'edizione del 67 del Trattato di Barbaro, scrive fondamentalmente che la cultura, spiega perché la cultura trattatistica ha difficoltà ad avere una ricaduta concreta nei progetti e nelle realizzazioni di Venezia, perché è completamente lontana dalla tradizione pragmatica dei proti veneziani. Ok? E però c'è un trattatista, Cesare Cesariano, che nel 1521, nel suo commentario al De Architettura, fa un interessantissimo confronto fra l'architettura dell'antichità e i monasteri. Da poi per requiar lor corpi stanchi in epse lutazione avevano, gli antichi, il loro dei balnei e da ungerli i loro corpi stanchi, eccetera. Li qualloci spesse volte conversavano non solo i principi per prendere piacere e cognizione degli valorosi atleti, ma etiam per audire la disputazione degli filosofi ed altri studenti del loro etate. Sta parlando dei ginnasi antichi. Et gradi, et facultate le discipline, unde in queste palestre sono molti peristili. Nelle palestre, nei ginnasi ci sono molti peristili e varia abitazione, cioè molti ambienti di varie funzioni, come dusse una magna ede sacra ospitalizia, come sarà quella del Divo Benedetto in Padolirono, Agromantuano. Che c'entra San Benedetto con i ginnasi? Lui sta raccontando di un cantiere aperto che lui conosce bene, San Benedetto Po, vicino a Mantova, che è uno dei più importanti monasteri di quella congregazione cassinese di cui parlava poco fa Martina Frank. Una congregazione che evidentemente nella costruzione di monasteri aveva investito molto anche in termini di cultura antiquaria. Una congregazione che tecnicamente è l'osservanza benedettina, una congregazione che viene fondata a Padova, a Santa Giustina, e che poi si allarga
a tutta l'Italia in 110 monasteri. In questa congregazione si sperimenta una forma semi-eremitica di vita benedettina. Non entro eccessivamente nel dettaglio, ma la cosa importante è che ogni volta che si costruisce un nuovo monastero, e ripeto, sto parlando di 110 enormi, spesso enormi monasteri in tutta Italia, è necessario, una volta che un cenobio, una comunità entra nella congregazione, c'è un aumento vertiginoso delle nuove professioni, prima dei novizi, poi delle professioni, la necessità di ricostruire il monastero. Una delle norme che viene imposta dai capitoli generali è che per la prima volta in ambito benedettino nero, cioè non camaldolesi o certosini, si impone la costruzione di una cella, cioè di uno spazio individuale. Questa imposizione è parte di una normativa, finalmente abbiamo una vera e propria normativa strutturata per quanto riguarda l'architettura, che avviene per stratificazione ogni volta che si riunisce un capitolo generale, una volta all'anno, cioè il capitolo di tutti gli abati della congregazione, si decide ogni volta sui cantieri. Al contrario, ogni volta che un abate vuole ricostruire il monastero, deve passare dall'approvazione di tutti i suoi confratelli a livello centralizzato. Non era proprio la prima volta che questo avveniva, perché in realtà anche nel mondo cistercense c'era questa abitudine di condividere le decisioni architettoniche, ma qui si forma proprio una vera e propria normativa per stratificazione, direi un codice architettonico, che porta a una cultura architettonica condivisa e a uno standard di architettura monastica in cui la interpretazione moderna, prima di tutto dal punto di vista teologico, della regola di San Benedetto porta molto direttamente, senza tante intermediazioni, a delle norme architettoniche che a loro volta generano una cultura architettonica condivisa. Esattamente questo è l'obiettivo del progetto di ricerca di interesse nazionale di cui parlava prima Martina Franchi, di cui sono coordinatore, in cui io propongo di studiare questi monasteri partendo non tanto dalle fonti storiche, non solo dalle fonti d'archivio, ma dalla materialità del manufatto, cioè attraverso l'uso innovativo di un modello digitale, il Building Information Modeling, che vorrei diventasse una forma innovativa di organizzazione dei dati sulla fabbrica e quindi cercare di individuare se esiste davvero questo modello di nuovo modello di monastero benedettino a partire dalla fabbrica come database di informazioni archivistiche, bibliografiche, iconografiche, eccetera. In qualche modo vorrei proporre un modo di fare storia dell'architettura utilizzando non alla fine del processo il modello digitale del manufatto, ma all'inizio. Detto questo, uno dei casi studio su cui mi concentrerò e mi sto concentrando è proprio San Giorgio Maggiore, con cui vorrei concludere questa chiacchierata. San Giorgio Maggiore è uno dei luoghi in cui tutte queste cose convergono, tutte le cose che vi ho appena detto convergono. San Giorgio Maggiore perché a San Giorgio Maggiore arriva Palladio, il quale aveva già aveva già affrontato i problemi dell'architettura monastica e in cui si trova in questa situazione. Ve ne avevo già accennato un incontro di qualche anno fa a Rive, vi aggiorno, ecco, ne approfitto per aggiornarvi molto brevemente. Palladio si trova in questa situazione, cioè un monastero medievale che era stato in parte già ricostruito e si trova attorno a un buco. In questo buco deve costruire la chiesa. La chiesa non viene costruita in un deserto, ma viene costruita in questo buco. E a partire da questo buco, dalla vita che si svolge attorno a questo buco, e dalle norme che sono state emanate dalla congregazione cassinese, ecco che Palladio deve cominciare a progettare un progetto estremamente complesso, fatto di infinite contrattazioni, di cui gli stessi disegni sono testimonianza. E
con questa immagine di un disegno che è esito di una contrattazione fra forma di vita, norma e cultura architettonica, vorrei chiudere ringraziandovi per l'attenzione. E lascio la parola a Jasenka Gudeli. Allora, mi tocca ovviamente iniziare con i più calorosi ringraziamenti alle organizzatrici di questo nostro incontro. Ovviamente è difficilissimo parlare dopo Gianmario Guidarelli. È difficilissimo parlare anche, diciamo, delle norme e dei modelli architettonici dopo aver toccato questi apici della spiritualità e della organizzazione della vita comune. Invece io vi porterò a un altro un po' livello. Come avete visto da questo libricino che vi sta girando, Norme e modelli, il Rinascimento e l'Adriatico orientale, il titolo di questo piccolo libro, un piccolo volume, in cui in realtà sono raccolti, come vedete qua, dei saggi che ho scritto io insieme a alcuni miei collaboratori o che hanno scritto i collaboratori e i vicini dei progetti che dirigo, ma in realtà in una buona parte dei casi si tratta delle traduzioni dei testi prodotti e pubblicati in precedenza in lingua croata. Questo vuol dire che questo libricino è un piccolo tentativo di superare una cosa molto importante che è successa dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, è la divisione delle bibliografie. Divisione delle bibliografie nazionali che non hanno portato, diciamo, a un congiungimento e un aumento comune dello sapere, perché il sapere, io sono profondamente convinta, è unico. Quindi non sapere dell'altro, non riuscire a leggere delle novità o delle conclusioni a cui sono arrivati i colleghi, mi è sembrato un vero peccato. Quindi ci siamo fatti uno piccolo sforzo e abbiamo tradotto questi saggi e li abbiamo raccolti in un volume che appunto parla delle norme e dei modelli che sono successi tra il XV e il XVI secolo lungo la costa orientale dell'Adriatico, in un momento in cui questo spazio vive delle profondi cambiamenti politici, mentre ovviamente anche il mondo architettonico cambia profondamente, soprattutto con questa emergenza della volontà di riprendere i modelli antichi e di crearne appunto un certo tipo di norma, un certo tipo di nuovo linguaggio. La costa orientale in quel momento vive un profondo cambiamento non solo politico, ma anche di forma della vita. E quindi ovviamente mi ricongiungo a quello che diceva Gianmario. Perché? Perché con le divisioni politiche e con l'arrivata dell'impero ottomano nell'entroterra, con un certo retrocedere del regno croato-ungherese, che poi diventa regno entra a far parte delle terre asburgiche dalla costa, praticamente anche le città della costa diventano isole. E quindi anche questa divisione dal retroterra e la fascia costiera risulta in un certo tipo di insularità che porta a tutta la vita
a orientarsi verso i trasporti marittimi soprattutto e a comportarsi come se fosse un enorme arcipelago. Questo ovviamente ha un impatto anche molto forte sull'architettura, perché la circolazione del sapere ovviamente succede via mare, ma questo succede anche trasporto delle persone, trasporto dei materiali. Un materiale molto importante che è cosiddetta pietra d'Istria, che in realtà viene da tutta la costa orientale dell'Adriatico, diventa un cavallo di battaglia delle maestranze dalmate, di cui qua vediamo uno dei massimi, la traiettoria di uno dei massimi esponenti ed è Giorgio Dalmata, che sappiamo che proprio controlla intorno alla metà del 400 il mercato architettonico, sia a livello dei materiali, dell'esportazione della pietra d'Istria, da Brazza, ma anche dall'Istria e così via, e controlla anche il maggior cantiere della costa orientale, che è la Cattedrale del Sebbenico, dove in un certo senso circolano, girano, si formano tutte le maestranze importanti che navigano tra queste isole. Lui è molto legato a Venezia, sappiamo che aveva una casa, si sposa con una veneziana, però che questa veneziana mi piace da morire, la signora Elisabetta, perché è figlia di un marangone di Segna, quindi di un immigrante della costa orientale, però guarda caso Segna non è nei territori veneziani, però moltissimi marangoni, appunto quelli che lavoravano in legno o importavano il legno da questa zona, arrivano a Venezia, tutti quasi tutti rigorosamente marangoni o persone che hanno a che fare con il legno, che poi a sua volta ha sposato una veneziana. E questa signora Elisabetta, la moglie di Giorgio Dalmata, ha dei fratelli. Sappiamo di Giorgio Dalmata molte cose. Perché sappiamo molte cose? Perché era molto litigioso. E quindi tutte le tracce sappiamo con chi ha litigato in maniera abbastanza approfondita e abbastanza lunga, sono più di 90 documenti diversi e che sono tutti documenti notarili. Questo ci interessa anche perché segnala il certo tipo di cultura notarile, cultura giuridica della costa orientale dove si va da notaio per qualsiasi cosa. Meno male, anche perché molto spesso i documenti comunali non ci sono pervenuti o sono molto lacunosi, mentre invece per fortuna una buona parte del notarile, che è faticoso da ricercare ovviamente perché sono documenti più disparati tra di loro, però ci permettono di ricostruire un certo tipo di attività professionale di Giorgio Dalmata che sappiamo sia stata incredibilmente ramificata. Ma perché ci interessa anche chi era la moglie? Prima di tutto mi piace molto la moglie, adesso siamo molto vicini all'8 marzo perché anche lei firma documenti, gira, tiene un po' la baracca e anche porta la mamma da Venezia e Sebenico, anche lì ci sono donne importanti. Ci sono anche questi fratelli, di cui uno, e qui, oh, non è quello che volevo, di cui uno ho scoperto proprio io l'anno scorso, è Abate Pietro de Monte, che è un signore che gioca un ruolo molto importante nella comunità camaldolense, e qui è un piccolo omaggio di nuovo al nostro Gian Mario, comunità veneziana, e sta in questo binomio veneziano dei camaldolesi tra San Mattia Murano e ovviamente San Michele in Isola, poi diventa abate, non a caso, di San Michele a Leme in Istria, lì ci sono cave di pietra intorno, per capirci, mentre il genero diventa proto della cattedrale di Sebenico, proprio più o meno siamo negli stessi anni, e poi diventa abate di San Apollinare in Classe, un incredibilmente importante monastero ravennate, dove appare, ho trovato proprio i nuovi documenti, Giorgio Dalmata, che fa il procuratore del monastero di Sant'Apollinare della Classe.
Questo per dire che queste persone che cominciano a girare e creano, diciamo, una cultura architettonica intorno alla metà del 400 della costa orientale, si allargano e cercano di capillarmente entrare in tutto il mercato architettonico della Serenissima, in quanto Ravenna in quel momento proprio è arrivata anch'essa sotto il governo dei veneziani, e sia l'abate che il suo procuratore chiaramente appartengono a questo bosco di persone che attraverso vari livelli, i vari reti ufficiali e ufficiosi e normalizzate fino a un certo punto, entrano nell'economia anche di questo allargamento del mercato architettonico veneziano da entrambi i lati dell'Adriatico. Quindi questa è la situazione in cui in realtà entriamo quando cominciamo a parlare della costa orientale in quanto anche uno spazio rigorosamente importante per la sopravvivenza dell'antico e per la tradizione classica, che nel 400 ha le sue varie sfaccettature ed è importante considerare diversi modelli architettonici che sono presenti nella costa orientale, ovvero diversi edifici antichi, e cercare di capire come vengono usati dalle comunità locali, perché vedete come Giorgio D'Albert sono molto locali, molto attivi, non è uno spazio passivo per niente, solo cercano di lavorare attraverso questa nuova situazione politica in cui si sono trovati. E quindi prima parleremo di si riesce a vedere così? No. Non è... No. Scusate. Prima parleremo di questo arco che vedrete in fotografia che sta a Zara, cosiddetta Porta Marina, e vedremo come quel contesto funzioni intorno a un importante monumento. Poi ci soffermeremo sulle antichità di Pola, che qua vedete pubblicate ovviamente da già citato varie volte Palladio, e infine vediamo cosa succede a Spalato, di nuovo qui rappresentato in un disegno di Palladio. Bisogna anche dire che anche le città che non hanno un nucleo antico cercano di fabbricare, come lo fa pure Venezia, cercano di fabbricare una identità all'antica. Protagonista di questo è Ciriaco d'Ancona, che è, come ben sappiamo, questo umanista anconetano che gira l'Adriatico, tocca tutta questa, diciamo, ramo sud della Repubblica delle Lettere che sta lungo la costa adriatica, perché tutte queste città hanno degli intellettuali, sono delle città che producono cultura, soprattutto questo è il caso di Dubrovnik, di cui qui vedete la fontana più importante. Ciriaco d'Ancona compone questa iscrizione in onore ovviamente della Repubblica che fa avere acqua a tutti, ma menziona un dono diplomatico che arriva da Napoli, ed è Onofrio di Giordano, che diventa architecto municipes. Questa è la iscrizione che tutt'oggi si legge sulla fontana ed è il primo uso pubblico della parola architectus a lettere cubitali e un po' all'antica, e siamo nel 1443, sappiamo che è stato composto da Ciriaco d'Ancona, abbiamo anche il suo
originale negli statuti della città di Dubrovnik, però nel 1946 è stata realizzata e posta sulla fontana questa iscrizione. Quindi è una costruzione incredibilmente forte di una identità che si fabbrica il mito dell'origine, ma cerca anche di creare una pratica d'architettura in cui uno status professionale già c'è. Quindi proto sì, proto no, proto con la cultura, proto senza cultura. Non è vero niente. È una cultura, cioè, proto della cattedrale di Sebenico che funge da procuratore di un monastero camaldulense, non è un uomo senza cultura, non è possibile. Ha tutta la cultura giuridica che deve avere e in più. Quindi anche qua questi circoli umanistici non sono chiusi in se stessi, ma entrano a far parte della vita quotidiana, ovviamente di quello strato sociale che riesce a leggere, ma non sono pochi a Dubrovnik in quanto c'è una scuola pubblica, come è presente in maggior parte delle città della costa orientale. Ma andiamo a Zara. Vediamo cosa succede anche grazie al nostro amico Ciriaco d'Ancona. Sappiamo, perché è anche stato pubblicato nel Settecento, ma ci sono i manoscritti, che lui visitò Zara e parla che nel 1434, e proprio calcola in un modo con le Olimpiadi, cioè più dotto possibile questa data, abate del monastero benedettino di San Grisogono, Pietro de Cresava o Petar Kršava in croato, restaurò un arco antico. Questo è un arco i cui elementi tutt'oggi stanno all'interno della porta marina. Questo arco probabilmente stava alcuni metri più avanti, Abbazia di San Grisogono sta a 3 metri da qui, insomma, siamo proprio nella zona di Zara che è tutta raccolta intorno a questo arco antico, ed è un arco eretto da una signora. Tutti gli archi della costa orientale sono eretti dalle signore, vabbè, in onore dei signori, però sono loro e si firmano. Melia Aniana erige questo perché dona in onore del suo marito, però perché dona per lastricare il mercato. Quindi è un elemento importante. Inoltre ci dice Ciriaco che appunto questo Pietro de Cresava restaura questo arco e che lo organizza in modo tale che aggiunge anche un'iscrizione che dice restaurato da Cresava. Chi è questo abate? È un abate che passa alcuni anni a San Niccolò a Lido, quindi ha una forte imprinting veneziano, ma è anche figlio di uno dei giudici di Zara durante il regime precedente, che è quello croato-ungherese, del regno della corona ungherese, perché Zara soltanto nel 1409 è passata a diventare territorio veneziano. E cosa succede con padre, che si chiama Grisogono in quanto come il protettore di Zara? Lo prendono a Venezia, lo mettono in esilio, no? Da Zara, e mentre il padre sta in esilio, il figlio erige questo arco, rimediando in un certo senso anche la propria famiglia. Ci riesce perché padre torna e rientra a far parte della comunità, ottenendo anche, diciamo, un certo livello di carichi. Però è un riprendere pezzi, cioè proprio delle spolie reali, e allestirli con una forte impronta di nuova identità, riplasmare l'identità familiare e personale. Questo succede una seconda volta a questo arco,
perché dopo la battaglia di Lepanto la galea in cui Zaratina ne prende parte e subito dopo viene rieretto l'arco in forma in cui lo vedete adesso, perché viene spostato e diventa a far parte veramente della porta marina della città. Sopra c'è l'iscrizione che celebra Lepanto e in cima vedete questo San Grisogono che è il protettore della città di Zara. Quindi di nuovo c'è una volontà di appropriarsi di un elemento di identità urbana incredibilmente importante e rileggerla, riplasmarla in una nuova chiave politica, in cui Zara si dichiara assolutamente una città fedele a Venezia. Quindi da una identità personale e familiare si cammina verso questa nuova identità con cui si conclude, diciamo, l'iter locale dell'arco. Ma l'iter locale non è l'unico iter, perché nel 400 girano disegni e conosciamo un unico disegno con il riferimento chiaro a questo arco, che è quello a sinistra, attribuito alla cerchia e preso da Francesco di Giorgio Martini. Come vedete ha poco a che fare con i pezzi che sono rimasti dell'arco. È una ricostruzione molto fantasiosa, ma sappiamo perché che sia riferito a Zara, perché riprende proprio l'iscrizione riportata da Ciriaco. Quindi in questo caso non è la forma dell'arco, o almeno una cosa un'idea vaga, ma non è soprattutto la forma, ma l'iscrizione che gira e entra a far parte di un vocabolario, di una normatività nuova, ma non avrà grandissima fortuna critica, almeno sempre. Dall'altro lato poi si hanno tutti questi altre immagini che vedete, che sono i viaggiatori che dal 600, poi soprattutto nel 700, a cui torneremo alla fine, toccano le varie città della costa orientale con un'altra prospettiva completamente, ma già intuite che non sono interessati, almeno da queste immagini che sono qua, a riprodurre antichità in un modo normativo da essere ripresa. Un'altra realtà urbana, ma che a differenza di Zara, che abbiamo detto c'ha abbati e circoli umanistici, vive un Rinascimento, un 400 ancora con qualche migliaia di persone, ma un 500 veramente con tra 300 e 500 persone in città, è la città di Pola. Lì la Serenissima si è instaurata già nel 300, quindi siamo in un'altra fase dell'affermazione del potere della Serenissima, ma dall'altro lato mi preme sottolineare che proprio la città di Pola e la sua antichità, soprattutto l'Arco dei Sergi, di nuovo, Melia è un'altra, Salvia Postuma, un'altra signora che è la Ligia, diventa uno dei modelli assolutamente più fortunati, perché conosciamo una trentina di rappresentazioni tra disegni e rappresentazioni grafiche poi stampate rinascimentali delle antichità di Pola. Quindi Zara niente, un disegno che non è nemmeno un disegno. Invece Pola ha un'enorme fortuna critica. Qui vedete ovviamente l'Arco dei Sergi in riproduzione di Serlio, ma anche girano moltissimi disegni. Questo è un cosiddetto maestro C, ma sicuramente è della cerchia di Raffaello. Questo è chiaro. Il disegno si trova in Albertina, proprio tanto per toccare tutte le persone possibili qua. Lo conoscete, l'arco di Pola con le sue colonne binate e una fornice sola diventa un modello incredibilmente fortunato.
probabilmente la vicinanza con la città di Pola, con una interpretazione molto alla bizantina, lo porta a diventare la porta magna dell'Arsenale di Venezia. Allo stesso momento si riprende lo stesso modello, ovviamente reinterpretato tantissimo anche a Napoli, e qui siamo in due poli che sono le città più numerose, più popolose del 400 in quel momento. Non è Roma, non è Firenze, ma sono queste le vere città metropolitane. Ricordiamoci che tutta la narrativa vasariana è una costruzione a posteriori, quindi è un altro elemento che qua entra in gioco. Immagino che molti di voi riconoscano, qui di nuovo omaggio un po', un po' Gianmario con l'entrata del Bo di Padova, e quella strana entrata in mezzo, e qui omaggio un po' Deborah Howard perché si tratta di un esempio scozzese. Quindi abbiamo un'esplosione di riprese di questo modello. Ma mi preme oggi soprattutto raccontarvi due elementi, due letture dell'Arco di Pola che hanno avuto una fortuna un po' meno palpabile, ma che gira attraverso i disegni e i libri. Ed è l'uso dell'Arco di Pola all'interno delle cerimonie che marcavano le entrate dei nuovi re, dei nuovi sovrani all'interno delle città che hanno sottomesso, oppure se hanno preso la corona da poco, diciamo, giravano il regno. Soprattutto mi preme sottolineare che l'Arco di Pola viene usato come modello dagli Asburgo e dagli Valois, in un modo completamente diverso. Partiamo dagli Asburgo. Perinde Vaga, che disegna i due archi temporanei per l'entrata di Carlo V a Genova, sicuramente aveva la possibilità a vedere almeno i disegni maestro C o cioè quelli derivati da loro per dei circoli romani. Ed è probabile che lì abbia visto dei disegni dell'Arco di Pola, che lui trasforma in un arco con le colonne di nuovo binate, e sopra c'è ovviamente l'aquila bicipite degli Asburgo. Questo, a mio avviso, deriva dalla trasformazione di un modello antico in un emblema, perché prende l'idea delle colonne d'Ercole che facevano parte dell'emblema di Carlo V e le diciamo interpreta proprio con questo arco. Arco degli Asburgo viene poi ripetuto in vari libri che documentano diverse entrate dei diversi Asburgo per tutto il Cinquecento nelle città suddite. Soprattutto abbiamo diversi libri attestati delle città dei Paesi Bassi. E qua vi mostro come viene interpretato per entrata di Anversa del 1549. Perché è importante? L'autore del libro è Peter Koch van Elst, lo stesso traduttore di Serlio. E quindi l'immagine usata da Serlio gli viene molto comoda e la riprende quasi letteralmente, aggiungendo questi elementi emblematici, arricchendola di decorazioni, ma usando proprio per questa entrata. Ed è un'entrata molto importante perché Carlo V in quel momento sta dividendo l'impero e proclama Filippo II il suo erede, e stanno entrando insieme. Quindi perciò vedete le due figure che portano il mondo
con 2 aquile bicipiti sopra le 2 colonne binate. Quindi il binato, il doppio, la coppia diventa un gioco, ovviamente, proprio di scherzo tra l'antico modello e l'emblema della casa regnante. Si ripetono, ci sono vari archi del genere, non sempre uguali, ma che diciamo confermano che questo diventa veramente un arco che è stato usato. Ovviamente niente a che fare con Pola, ma è un modello che viene preso a mo' di emblema. Una cosa completamente diversa invece succede in Francia. Sempre nel 1549 Jacques Androuet de Cerceau pubblica questa raccolta di 25 archi perché ci sono le entrate dei Valois in varie città e cerca di presentare i modelli antichi, perché dice che sono antichi, però guardate un attimo, cioè anche in rosso, come fissa la geografia di questo arco. Non la fissa, è una cosa, una geografia che non esiste. Cioè per lui, André de Cerceau, Pola non vuol dire niente assolutamente. Prende, cioè Alessandria. Quindi è una geografia che non è più geografia, anche se è un modello antico, ma non è più quello, non ha niente a che fare con la nostra povera Salvia Postuma, anche se c'è Salvia Postuma e tutte le iscrizioni. È interessante vedere che è molto simile anche la rappresentazione di Serlio, di nuovo, però non ha le decorazioni, quello di Serlio. Quindi de Cerceau ha dei diversi disegni che rapportano più dettagli di quelli che sono riportati nel libro di Serlio. Quindi abbiamo ancora un altro livello di giro. Però come viene usato questo modello nella entrata? Diventa l'arco corinzio, perché nell'entrata fatta insieme Jean Guyon, c'è anche il traduttore di Vitruvio in francese, Martin, nel giro di questa configurazione, diventa una sequenza di archi dorico, ionico, corinzio, composito. Quindi loro trasformano la grammatica, la norma vitruviana, che non è nemmeno vitruviana, ma che sta diventando cristallizzata a quella data ormai, questo ordine, in ordine della processione. E quindi l'arco di Pola è il corinzio per eccellenza. Quindi non ha niente a che fare con la simbologia asburgica, è il simbolo di se stesso diventato simbolo dell'ordine architettonico. Quindi 2 livelli di viaggio, 2 livelli di traduzioni che permettono delle letture e delle assegnazioni di vari livelli della lettura sia architettonica, intellettuale, ma anche quella politica, a un modello della costa est dell'Adriatico. Ma infine vediamo l'antico per eccellenza, quello più forte della costa est dell'Adriatico, ovvero il palazzo di Diocleziano di Spalato. Il palazzo di Diocleziano che è un pezzo di Roma, come vedete in questa bellissima orazione di Antonio Proculiano, che è un umanista e giurista barese, che è cancelliere della comunità di Spalato, come lo erano moltissime persone che giravano intorno, che scrive questa orazione in onore di Giovan Battista Calvo, che entra a far parte, che entra in ufficio di podestà, di conte di Spalato. Quindi è una cerimonia
in un certo senso un po' analoga a quelle che abbiamo visto, è una presa di possesso, anche se molto temporanea e molto più bassi livelli, e molto spesso venivano accompagnate da queste orazioni. Però perché vi mostro questa orazione? Sia perché è un bel pezzo di testo, ma anche perché vedete che Proculiano ha anche una cultura architettonica non indifferente. Lui parla anche in questa orazione di tutto il circolo spalatino umanistico, tra cui anche Marco Marulo, di cui si parla, e anche interpretano insieme, in un certo senso, il palazzo di Diocleziano. Un palazzo che è diventato città, cioè sotto grande comprensione, è un tempio antico, che in realtà è un mausoleo, che poi ovviamente viene letto in vari modi, che è diventato la cattedrale. La cattedrale, che è la più importante cattedrale della costa adriatica, perché arcivescovi di Spalato hanno il titolo di Primas Dalmazie et Totiusque Croazie. Croazia non è la stessa Croazia di oggi, ovviamente, per capirci, però c'hanno, diciamo, le pretese territoriali, parlando ovviamente del regno della dimensione sacra del potere in quel momento, non politico, ma sacro. E però di questa cattedrale, che sappiamo benissimo era assolutamente stretta alla città di Spalato, era troppo piccolo, spazio angusto, e quindi tutto questo spazio dentro sappiamo che era soppalcato fino quasi alla cupola, perché ci sono delle testimonianze di tanti balconcini, gallerie di legno che la abitavano, ma l'unico disegno rinascimentale che si ha è questo disegno, che era di possesso di Andrea Palladio. Non è suo, ma ci sono, come vedete, gli schizzi, se guardate a destra, che sono invece di mano sua. Questo è una cosa ben nota, ovviamente. Io ci ho lavorato soprattutto dal punto di vista della relazione con quello che esiste tutt'oggi. Gli altri elementi sono stati molto ben studiati già prima. Però la cosa importante è che Palladio disegna uno dei nicchioni dell'interno e disegna addirittura anche uno piccolo schizzo della decorazione. Quindi aveva a disposizione più disegni di questo. Questo è un disegno pulito che riprende che non è di sua mano, ma probabilmente ci sono altri fogli che oggi sono persi, ma che completavano la documentazione architettonica sul Tempio spalatino. La cosa importante è anche che non è proprio fedele. Una delle cose più importanti che invece a Spalato la pianta dell'interno è rotonda. Qui, come ben vedete, è poligonale come lo è l'esterno. I nicchioni esistono, poi ci sono anche altri elementi. Però questo dimostra che almeno di proxy, no? di seconda mano, Andrea Palladio aveva accesso alle forme della città e dei tempi spalatini. Lo dimostra anche questo secondo disegno, che è una delle porte del mausoleo di Diocleziano, che sempre stanno, come vedete, a Riva, a Londra. Qui vi porto semplicemente una comparazione di una grafica settecentesca di Robert Adam. Entrambi questi disegni sicuramente erano di possesso di Palladio, prendono strada di Inghilterra con Inigo Jones già all'inizio del Seicento e finiscono una parte appunto nel Riva
e l'altra parte nella collezione dei duchi di Devonshire, e adesso questo terzo disegno sta lì. Questo invece è il disegno dell'intero palazzo, che è di mano di Palladio, ed è l'unica pianta che abbiamo della città di Spalato prima del 600 inoltrato. Questo non vuol dire che non esistevano altre, ovviamente, ma che oggi sopravvive questo che abbiamo. Come vedete, si concentra soprattutto sul perimetro esterno e si concentra sui tempi. Quindi c'è una documentazione che illustra proprio questi elementi, con alcuni dettagli su cui adesso non mi soffermo, perché sennò veramente finiamo alle 9 di sera. La cosa interessante è che il disegno di Palladio, che appunto dal 600 è già in Inghilterra, probabilmente è stato studiato da Robert Adam prima del viaggio in Dalmazia e prima della pubblicazione del libro a metà del Settecento. Però c'è un altro disegno che è la prima pianta che è pubblicata prima di Robert Adam, e che è questa di Daniele Farlati. Daniele Farlati scrive un poderoso, una opera enorme in 8 volumi sulla storia della Chiesa della costa orientale, e la cosa importante è che i documenti gli sono stati mandati dalla Dalmazia. Prima però molti sono finiti lì. È probabile quindi che una versione, perché i disegni sono quasi uguali, sono molto molto simili e hanno molti elementi che suggeriscono questa mia ipotesi, che entrambi i disegni derivano da un modello la cui una verticale è rimasta a Spalato e poi è finita nelle mani di Farlati, e l'altra è finita nelle mani di Palladio e ha la sua fortuna tutta inglese. Quindi queste sono le possibili vie della circolazione e interpretazione di una città che è antica, ma è un antico un po' scomodo per ovviamente i rinascimentali, ed è anche incredibilmente ricca di un elemento che interessò moltissimo Palladio, che sono le volte, ma in queste piante non ci sono, quindi è molto probabile che Palladio non ci va di persona, ma che raccoglie materiali che non sappiamo di chi siano quegli 2 disegni che vi ho già mostrato. Ho provato a vedere tra i collaboratori, figli, non ci sono riscontri a livello proprio di mano. Poi vediamo, un giorno probabilmente qualcuno scoprirà o avrà un'idea convincente di chi siano. Però è importante capire che una cultura locale preserva e manda in continuazione tramanda questi disegni, e sappiamo anche che prima del 1712, quando Johann Fischer von Erlach presenta il suo Entwurf, in cui include la ricostruzione del palazzo di Diocleziano, gli siano stati mandati dei disegni da Spalato, lui non c'è mai stato, quindi ci sono dei disegni che girano, che sono mandati a chi chiede, se sai chiedere a chi, se sai a chi chiedere, e che cittadini di Spalato sono incredibilmente coscienti e cercano di tramandare questa coscienza del valore della struttura in cui si trovano, sia dal punto di vista simbolico, sia dal punto di vista formale. La lettura di queste cose che vi dico nella storiografia architettonica, storico-artistica, archeologica, ha avuto vari modi di meandrare, di assumere altri significati.
Tra la pubblicazione di Robert Adam, con i disegni di Clériceau e tutto il Zucchi e tutta la compagnia, dove vedete queste piccole stafage, queste piccole figure in azione. Questi vendono, questi vivono la città, sono vestiti sia in abiti molto alla veneziana, sia in abiti un po' orientalizzanti, ma sono delle persone che abitano uno spazio vivo. E quello che succede una ventina d'anni dopo, quando Louis-François Cassin fa il suo viaggio per poi pubblicarlo nel 1802, con queste figure tutte sdraiate che non fanno assolutamente niente. Vedete che la vita è partita. Sono tutti molto intenti a chiacchierare, sono tutti rigorosamente vestiti alla turca. Succede la pubblicazione di Abate Fortis, che orientalizza in un modo proprio coloniale della parola che usiamo oggi, tutto questo spazio, che vedete la differenza che si presenta in questo modo per praticamente tutto l'Ottocento. E questo risulta in quello che dice, scusate se è in inglese, ma è chiaro, questo risulta in effetti ha una percezione di tutta di tutto questo spazio come uno spazio di mezzo, uno spazio che non ha nessuna attività sua, direbbero agency, no? Non ha volontà di creare, non ha creatività, non ha forza di interpretazione del proprio passato, che è una interpretazione con cui purtroppo dobbiamo a che fare tutt'oggi. Grazie. Bene, grazie infinite a Gianmario e Jasenka per questi preziosi interventi che ci consentono insomma di misurarci, anche se con due parametri poi molto, in un certo senso anche molto distanti, no? Con il tema del seminario annuale di quest'anno. Io, come di consueto, lascio la parola al pubblico che sono sicura avrà delle domande da rivolgere naturalmente ai nostri relatori. Il minuto della timidezza è iniziato, adesso ecco, perfetto. Ecco, sì, buonasera. Ringrazio molto la professoressa Gudel e il professor Guidarelli per queste bellissime lezioni. E la mia domanda è rivolta al professor Guidarelli. E mi ha interessato molto a proposito della congregazione cassinese, benedettina cassinese, questo progetto architettonico, anche architettonico, centralizzato, con delle normative che vanno a comporre una cultura architettonica condivisa. E mi domando quale sia il grado di elasticità di questo modello, cioè si tratta di norme, di regole rigide, imposte dal capitolo generale della congregazione, o si tratta di regole elastiche che lasciano spazio anche all'elaborazione e anche magari all'eccezione, considerando che questo modello, che questa regola viene applicato a realtà territoriali anche diverse tra loro, e quindi penso a Padova, a Vicenza e a Venezia, appunto. Grazie. Allora, la seconda, cioè non siamo in una cultura, non siamo all'interno di una cultura rigida, di una, appunto, non stiamo parlando di manuali né di un vero e proprio codice giuridico, diciamo architettonico,
Ma stiamo parlando per l'appunto, come giustamente dicevi tu, di innanzitutto di una cultura architettonica che si forma in vari modi, con varie accezioni. Dal punto di vista normativo si forma per stratificazione di decisioni. A un certo punto negli anni 20 c'è una delibera che impone a tutte le chiese della congregazione, ho parlato di monasteri ma ci sono anche le chiese evidentemente, di ispirarsi alla chiesa madre di Santa Giustina. Si ispirano? Molte sì, per esempio ci sono anche chiese come per esempio San Nicolò l'Arena a Catania, che ha molto a che fare per esempio con il sistema di volte di Santa Giustina a Padova. Quindi anche in luoghi abbastanza lontani, apparentemente lontani, invece c'è una rete di soluzioni spaziali e linguistiche comuni. Il progetto di cui vi parlavo prima tende proprio a questo, cioè innanzitutto a ricostruire il corpus giuridico, perché abbiamo dei testi, abbiamo 2 libri scritti da Leccisotti, che è un intellettuale della prima metà del Novecento, che ha iniziato a raccogliere tutte le delibere dei capitoli generali e da questi si possono estrarre, quello che faremo, tutte le norme che riguardano l'architettura, ma fino al 1505. Perché poi è morto Leccisotti. La nostra intenzione sarebbe di andare avanti e piano piano, negli anni, di portare avanti questo lavoro e di verificare se effettivamente l'ipotesi storiografica di un modello architettonico condiviso con tutte le sue, in quanto modello ha tutte le sue varianti, perché se no non sarebbe un modello, sarebbe qualcosa di più rigido, d'accordo? Sarebbe un prototipo che vuole essere clonato e non è così evidentemente. Quindi diciamo che magari fra 10 anni torno qua e vi aggiorno su questo. E Rite Grazie. sarà sempre qui naturalmente, quindi noi ti accoglieremo. C'è una domanda qui. Grazie Fulvia. Grazie. Acceso, sì. Io ho una curiosità a proposito del monachesimo femminile. Cioè, ci sono ricerche che in parallelo hanno guardato a come si sono costituite, come si sono costruite i centri monastici, i monasteri femminili? Allora, come direbbe De Gaulle, vasto programma. Cioè, non a caso io ho scelto di studiare una congregazione maschile perché, innanzitutto perché per vari motivi le congregazioni maschili sono molto più normate delle congregazioni femminili. Uno dei motivi, secondo me, è che spesso i monasteri femminili sono di clausura, quindi hanno, diciamo, innanzitutto le monache e le suore non lavorano quasi mai all'esterno del convento e del monastero, non è una regola rigida ovviamente, e affidano quasi sempre il cantiere, la progettazione del cantiere a esterni, quindi a laici. Io ho studiato molto il monastero benedettino di San Zaccaria, monastero femminile. Io ci ho provato a vedere se a proposito della congregazione cassinese, se c'ha qualcosa a che fare. Secondo me ha qualcosa a che fare. Siamo nella seconda metà del 400, ma diciamo, per quanto riguarda la congregazione cassinese, quindi benedettini di età moderna, di sicuro i monasteri femminili hanno contatti spesso con la congregazione, non appartengono giuridicamente alla congregazione. Fra qualche settimana, spero, dovrebbe uscire un volume curato da me e da altre colleghe dell'Università di Padova su Santa Croce alla Giudecca, che era un monastero benedettino, non apparteneva alla congregazione, ovviamente cassinese, ma aveva molto a che fare con i monaci, fosse soltanto per la cura di anime, cioè per la liturgia che veniva svolta proprio all'interno e le confessioni che venivano svolte dai monaci, spesso di San Giorgio Maggiore. Quindi questo per quanto riguarda i benedettini, già è complicato per i benedettini. Per quanto riguarda le altre forme di monachesimo,
soprattutto le francescane e le domenicane è ancora più complicato. È uscito recentemente un importante e bellissimo libro di Davide Tramarin che ha lavorato sulle clarisse nel nord-est, soprattutto nel Veneto, a partire proprio dai manufatti e dalle trasformazioni che questi manufatti hanno subito. È molto difficile trovare altrettanta strutturazione normativa per quanto riguarda l'architettura allo stato attuale delle ricerche per quanto riguarda gli insediamenti femminili. È tutto un lavoro da fare, è veramente un lavoro generazionale, non di singoli individui, cioè generazioni di storici della Chiesa, dell'architettura e dell'arte che hanno un immenso campo, secondo me, davanti a loro. Sì, grazie a entrambi, sì, anche a Gianmario, ma avevo una breve una domanda per Jasenka. Ho trovato naturalmente, visti anche i miei interessi, molto interessante questo uso dell'arco di Pola in un ambito di respiro europeo per gli ingressi trionfali di Asburgo e, se lo sapete bene, anche in Francia. Ecco, volevo segnalarti altri casi di questo genere di cui appunto mi sono occupato io e altri. Per esempio, la città di Lione adotta delle forme festive veneziane molto importanti, la gondola e il Bucintoro, e tra l'altro su un periodo lunghissimo, fra gli anni 40, i tre ricchi, diciamo, Enrico II, terzo e terzo naturalmente anche sull'esempio del ricevimento suo qui a Venezia nel 1574, e poi addirittura anche Enrico IV a fine 500, ancora prima del 600. Si trovano proprio forme festive effimere, come nel caso tuo, veneziane, che vengono, quindi non so se anche questo può rientrare nei possibili rapporti fra l'Adriatico e il resto d'Europa. Comunque è una cosa abbastanza importante. E ci sono altri esempi di trionfi acquatici fatti sul modello veneziano anche in Germania e in Inghilterra, a Londra, sul Tamigi, eccetera. Ma insomma, quindi è molto interessante quello, come sottolineavi tu, questa circolazione di modelli che si applicano soprattutto all'architettura effimile in tutta Europa, insomma, anche in contesti molto lontani. Ma la mia domanda è più veloce, è questa. Invece, andando all'arco di Pola, se ho ben capito, adesso non mi ricordo se Polo Zara, quello in cui viene inserito o fatto la modifica dopo la battaglia di Lepanto. Zara. Ecco, sì, a Zara, scusa, sì. Ecco, ma la committenza di questa operazione è della città o interviene anche il rappresentante veneziano? Chi è il committente? Questo mi interessava per sapere appunto qual è l'intenzione del cambiamento. Sì, grazie. Allora, su questo ho scritto appena pubblicato un saggio bellissimo su Venezia Arti, il collega Laris Boric, proprio su queste circostanze del dopo Lepanto, che ha ricostruito proprio tutta la vicenda, tutti i personaggi, e assolutamente i ufficiali veneziani sono quelli che decidono. Assolutamente sì, anche perché Zara alla fine del Cinquecento è una città fortezza. Ormai ha perso tantissimo l'impronta civica e soprattutto la ricchezza, perché nel 400, quando i veneziani arrivano, trovano una città piena di mercanti, piena di ricchezza, piena di artigiani che hanno avuto un momento molto prosperoso nel 300 sotto la corona ungherese, in quanto erano lo sbocco sul mare, e quindi usano questa posizione privilegiata. Mentre con Venezia, prima di tutto, sappiamo tutti la storia, no? della crociata e così via, quindi la concorrenza è quella. E alla fine di 500, sia per l'avanzata turca, che veramente arriva a 3 metri, cioè è lì sotto la città, quasi rimane senza Ager, quasi completamente, quindi le circostanze sono quelle, e sia per la volontà di
esercitare sempre un controllo maggiore della Serenissima dall'alto, che cioè poi 600 e 700 sono ancora più marcate da questa volontà di controllare tutto il mercato anche architettonico dalla parte di veneziani, e quasi scompaiono completamente gli architetti locali. Ci sono solo qualche tagliapietra che corrisponde al fabbisogno locale di farsi una casa, perché quelle botteghe sono molto ridotte, mentre 400 botteghe sono fiorenti, tutto viaggia via mare, facile, e creano praticamente un sistema di costruzione di prefabbricato. I pezzi di finestre, cioè tutto quello che è poi tra blocchi di pietra e i prodotti un po' più importanti. Quello scompare piano piano, lo vediamo proprio scomparire, e negli ultimi 2 secoli della Serenissima questa produzione è molto ridotta a livello locale. Quindi questo mercato fiorente si riduce tantissimo, e questo è anche il risultato del controllo esercitato dalla Serenissima. Appena i veneziani vedono soldi, come sapete, cercano di creare monopoli. Anche con la pietra, monopolio si crea, si deve portare questo. Cristiano lo sta studiando, i membri del team Adriarcult, Adricontar, stanno lavorando molto anche sulla produzione dell'architettura e su tutte queste circostanze storico-politico-sociali che sono anche economiche, ovviamente. Poi si riduce il numero di persone, c'è pochissima gente, e soprattutto si riduce ovviamente la popolazione maschile, perché sono quelli che vanno in guerra e quelli che vanno per mare. Poi tagliapietra femminili purtroppo sono pochi. Ci vuole, non abbiamo testimonianze. Quindi sì. E sicuramente per Lione ha ragione anche il centro di stampa della Francia, però quello che è importante, che io ho cercato di dimostrare, è che l'Arco di Pola lì non ha niente a che fare con il modello veneziano. Diventa un modello architettonico, un elemento, cioè, anzi, una frase architettonica, perché non è un elemento, è una frase architettonica. Ed è interessante a vedere fortuna critica di un monumento del genere, ovviamente guardando la casistica di archi romani, della popolarità dell'arco romano in generale. Però con Pola è un po' più, diciamo, facile sotto certi aspetti, perché a Roma ci sono tutti, nel senso tutti i praticanti di architettura che sono interessati all'antico vanno a Roma, e i disegni di archi romani circolano in una maniera incontrollabile. Con Pola, con questi Ancona, Pola, riusciamo ancora a capire nella massa della documentazione quali potrebbero essere, si riesce a vedere le correnti e l'uso un po' diverso, che invece con la massa del materiale romano non è possibile vedere, romano di Roma, insomma. Non è possibile proprio sempre facilmente, si perdono tutte queste sfaccettature in realtà. Allora, grazie mille a entrambi. Io ho continuato appunto a pensare mentre vi ascoltavo alle parole della norma, appunto in ambito della storia dell'architettura, e da un lato appunto vedevo questa idea di in qualche modo normare gli spazi della regola, se lo vogliamo dire così, e sempre in maniera abbastanza, appunto, come dicevo un attimo fa,
flessibile o comunque con la flessibilità di poter poi ammettere l'eccezione. E dall'altra parte, invece, nel tuo intervento vedevo un po' la questione, se vogliamo, del modello, anche lì un modello reinterpretabile e ritrasformabile in qualche modo. E avevo una domanda che però è più una curiosità e forse esula anche un po' dall'argomento specifico, però a un certo punto, parlando di Pola, mostravi dei testi a stampa. E mi pare che tu abbia parlato di un traduttore anche coinvolto nel processo di trasformazione di questo modello. E allora mi chiedevo se in qualche modo gli attori coinvolti nel mondo della stampa possano essere delle chiavi per capire anche come vengono riadattati e ritrasformati questi modelli o no. Ecco, Certo, grazie. no, assolutamente. Parlavo di Van Elst, che è traduttore di Serlio, anche diciamo illegale, perché Serlio poi, poverino, non gli viene, i privilegi veneziani non arrivano fino a Olanda. E sappiamo, appunto perché sappiamo moltissimo sulla concatenazione dei testi a stampa, sulle edizioni, sulle piraterie, cioè sappiamo grazie agli studi di storici del libro e storici dell'architettura, riusciamo comparando ovviamente ad arrivare, però lì poi una volta che il libro è stampato e va al mondo, è andato al mondo, è come mettere qualcosa sui social. Una volta sì, alcune cose sono prevedibili e concatenazioni sono possibili da capire, ma come anche con i social oggi, il 99% delle cose non le sapremo mai, insomma, chi ha letto, come, cioè perché è una pratica di leggere, sappiamo fino a un certo punto, però poi ci elude, no? Non è una cosa documentata fino in fondo. Però ti devo dire che appunto adesso stiamo finendo la pubblicazione proprio sulla circolazione di libri d'architettura di Cristiano Guarneri a costa orientale dell'Adriatico e sulle pratiche di lettura di libri di architettura. Quindi sapremo qualcosa in più tra poco. Allora, abbiamo sentito due relazioni molto ricche e piene di interesse, ma io ho una domanda per Gianmario, perché mi interessa molto l'uso dello spazio nella preghiera, nella meditazione. Se si pensa per esempio al teatro della memoria, si può dedicare vari spazi nella casa ai concetti o a altre cose da ricordare. E si può fare un pellegrinaggio mentale, per esempio. Tu pensi che ci siano testi cassinesi, benedettini, nei quali i monaci usano lo spazio architetturale o edilizio per concepire uno spazio di meditazione? Se mi spiego, difficile, ma è solo un'idea. La risposta è che lo sto cercando, ok? Finora io non l'ho trovato un testo di questo genere, spero che questo progetto abbia anche un importante aspetto bibliografico, evidentemente. Innanzitutto la cella. La cella non è sempre non sempre un unico ambiente. Per esempio, all'Abbazia di Praglia abbiamo una cella e un sottocella. Come venivano usati questi due? Uno veniva usato per la preghiera, uno per dormire, uno per il lavoro, anche perché insieme alla preghiera individuale c'è importantissimo la lettura e la meditazione, quindi la lettura dei testi, quindi l'aspetto intellettuale e quello della preghiera.
Poi esiste un libro molto importante, scritto dallo stesso Ludovico Barbo, che ha fondato la congregazione, che è il Modus Orandi et Meditandi, che raccoglie tutta una tradizione di meditazione come progressivo avvicinamento della mente a Dio, una tradizione medievale, ovviamente, ma raccoglie anche l'eredità della devozione moderna. La devozione moderna, e questo lo sappiamo da tempo, è sicuramente l'ambito teologico, il contesto teologico in cui nasce la riforma cassinese, cioè la devozione moderna come il riequilibrio dell'attività religiosa dalla sfera pubblica, la sfera collettiva a quella individuale, e quindi come parte della cosiddetta riforma interna alla Chiesa, che poi si scontrerà ovviamente con la riforma luterana. Quindi comunque io proprio in questi giorni sto leggendo l'imitazione di Cristo e per mia ignoranza mi sono accorto che c'è un'intera, che l'imitazione di Cristo è uno dei più importanti testi esito della devozione moderna, e mi sono accorto, perché non lo sapevo, che c'è tutta una parte centrale che riguarda proprio la vita dei monaci. E quindi in cui dice il monaco si deve ritirare nella sua cella, deve pregare, eccetera, eccetera. Quindi la risposta puntuale alla tua domanda è ancora non lo so, ma sicuramente c'è un contesto intellettuale da cui nasce quest'idea di spazi individuali per la preghiera, che ovviamente vanno interrelati con gli spazi collettivi, cioè il coro. Allora, visto che nel mondo monastico tutto è liturgia, cioè questo aspetto normativo riguarda anche i movimenti dei monaci, naturalmente. In questo progetto di cui vi parlavo, noi vorremmo ricostruire anche il tragitto che i vari movimenti rituali o meno dei monaci all'interno del monastero, e a individuare se in questi percorsi, se questi percorsi sono o meno esiste anche una decorazione, per esempio parietale, come esiste a Praglia, come esiste a Santa Giustina, eccetera, come esisteva a San Pietro a Modena, sia decorazione pittorica, sia anche scultorea. Per esempio a San Pietro a Modena c'era tutto un sistema di sculture che poi sono state spostate e allestite oggi all'interno della chiesa, dove diciamo questa dimensione e questa tensione, per usare un termine di Agamben, fra la dimensione individuale della preghiera e quella collettiva sono anche segnate da un apparato decorativo. Questo mi incoraggia a cercare testi del tipo di cui parli tu, perché noi sappiamo che la mnemotecnica dall'antichità fino a oggi è sicuramente legata alla retorica, ovviamente basta pensare a Cicerone, eccetera, ma è anche legata a movimenti mentali e fisici all'interno di spazi. No, è questo il punto. Allora, questo mi incoraggia a cercare se ci sono anche fonti cassinesi di questo tipo. Ecco, allora forse appunto sentendo questo un suggerimento, una indicazione in cui sono incappato appunto sentendo arte della memoria. Esiste un trattato di arte della memoria che si svolge all'interno di Santa Giustina. È stato studiato da Andrea Torre e non so se ci sia una relazione con la congregazione, però esiste ed è stato presentato a un convegno che curato una decina di anni fa, credo, ed è pubblicato anche su Engramma adesso, e praticamente è singolare perché prima di tutto lo spazio in cui si svolge, diciamo, lo spazio è reale e non è un'architettura immaginaria, come molti trattati di arte della memoria. E poi perché è la chiesa di Santa Giustina. È il monastero. Esatto. Sì, dato che io non so se quello è collegato proprio alla cultura cassinese, però uno degli obiettivi del nostro progetto è anche quello di inserire in questo discorso che dicevi tu anche la lettura degli affreschi del chiostro dipinto, che
in questo senso inserisco anche testi pittorici. Di questo si sta occupando Barbara Savì. Gli affreschi all'interno dei chiostri, soprattutto benedettini, che raccontano nella maggior parte dei casi eventi della storia della vita di San Benedetto, servivano a rimemorare la regola, ma servivano anche a, diciamo, come modelli di vita visuali che ricordavano l'esempio di San Benedetto. Quindi tutte queste cose secondo me andrebbero messe tutte insieme, sia fonti letterarie, pittoriche e spazi architettonici. Volevo solo aggiungere su questo, sempre scusate sulle mnemotecniche, ma se mi triggerate cosa devo fare, che effettivamente la questione pittorica è importantissima perché come funziona il Palazzo della Memoria è architettura e sovrapposizione di immagini su un'architettura. Ora, dal Medioevo in poi il movimento è un po' quello della standardizzazione dell'architettura. Sarebbe anche interessante capire quanto la standardizzazione delle architetture che poi non sono immaginarie, sono reali almeno fino al 1500, però quanto la standardizzazione di quelle architetture mentali e di quelle reali sono in corrispondenza, soprattutto all'interno del monastero che è, diciamo, lo standard per il Palazzo della Memoria almeno fino al 400. Una domanda sugli altri, su come inserisci, se c'è qualche riferimento a come inserire un convento in città, come c'è un incontro, piazza, chiesa, non lo so se c'è trovato, soprattutto l'Atrium che dopo in America si sviluppa di più. Certo, non ho parlato ovviamente tanto del contesto urbano di questa, soprattutto dell'arco di Pola. È un arco che faceva parte della Porta Urbica, però stava all'interno della Porta Urbica, era la facciata interna, ovvero addossato a tutto l'apparato della porta, tutta l'architettura. L'altro arco stava all'epoca romana probabilmente su questo emporio di cui si parla nell'iscrizione che finanziò, però non sappiamo niente della sua posizione originaria. Sappiamo soltanto che nel 400 e poi nel 500 viene spostato, cioè, quindi dalla sua posizione o almeno i suoi pezzi sono restaurati, questo che ho illustrato nel 1434, e poi dopo Lepanto sono inseriti nella porta marina della città. Quindi c'è l'idea di, in un certo senso, serbare la percezione dinamica dell'arco come un passaggio. Quindi è un'architettura che viene usata anche soprattutto come passaggio, soprattutto come porta urbica in questi due casi, ma applicazione in vari modi, dai portali agli archi appunto effimeri. Bene, mi pare che le curiosità, almeno quelle più impellenti, si siano esaurite, poi magari ci ripensiamo, eventualmente scriveremo ai nostri relatori. Io veramente una piccola piccola curiosità ce l'avrei, altrimenti poi mi resta. Ma penso a questi spazi insomma, dell'abitare, no, dei monaci,
E mi chiedo se in questa sorta di ripetizione, no? Di meccanismo ripetitivo degli ambienti ci siano poi delle distinzioni di carattere gerarchico, e cioè alimentate per esempio dalla collocazione nord, sud, est, ovest, oppure dalla gerarchia vera e propria, perché mi viene in mente, no, questi registri su cui spero lavoreremo presto insieme, dove c'è tutto un passaggio appunto di questa congregazione cassinese che si appresta ad approvare le modifiche della Camera dell'Abate, no? E allora questa, se posso. Allora, in molti grandi monasteri medievali l'abate abitava in un palazzo separato. Pensate Pomposa, Santa Giustina, ok. Nella congregazione cassinese invece questa modularità permette di ricavare delle celle per i monaci e le stesse celle, cioè lo stesso modulo spaziale aggregato in 2-3 unità, formano l'appartamento dell'abate, il quale normalmente è nel posto migliore del monastero dal punto di vista sia della veduta esterna, e questo è un tema importantissimo, cioè quello dei monasteri come Belvedere, il rapporto con il paesaggio, eccetera, eccetera, spesso anche come per l'insolazione, cioè spesso sono messi a sud. Quindi, ma questo anche nel Medioevo, insomma, erano quindi l'appartamento, però bisogna dire che l'abate era eletto periodicamente, cioè non era a vita. Questa è una delle grandi innovazioni di Ludovico Barbo. Quindi lì dentro ci stava l'abate temporaneamente, Certo. e poi era soprattutto un appartamento di rappresentanza. Quando c'è la ricostruzione di San Giorgio Maggiore, l'abate Michiel, che è quello che aveva favorito che ha voluto l'ingresso del cenobio dentro la congregazione, si ricava una stanzina per sé e poi un appartamento di rappresentanza. Quindi non è che andava, che Certo. pregava, abitava lì dentro. Certo. Quindi le gerarchie vengono veramente appiattite a livello ecclesiale, cioè organizzativo, all'interno del monastero, ma soprattutto la cosa che non ho detto perché non c'era tempo, la congregazione davvero funziona come una famiglia di famiglie. Una famiglia di famiglie. La famiglia singola che è il cenobio, e la congregazione è una famiglia di famiglie che si aiutano fra di loro. Per esempio, c'è una pazzesca circolazione di finanziamenti fra un cantiere e Sì, l'altro. assolutamente. E quindi veramente e anche l'aspetto economico è importantissimo e è in gran parte da studiare, cioè come circolavano soldi, mattoni, pietra, maestranze, architetti, monaci, insomma era una struttura sovranazionale che è un elemento di diffusione di modelli architettonici, di linguaggi, di trattati stessi in tutta Italia. Ecco. Grazie. Ecco, allora io ringrazio ancora tutti i numerosi partecipanti a questo incontro. Ci vediamo al prossimo seminario che sarà il 14 marzo, dove accoglieremo Umberto Cecchinato e Francesco Trentini. Grazie ancora ai nostri ospiti per questi bellissimi interventi. Arrivederci.